Eder. Mech. Pallister. Volvera, la tragedia di Chiara e Simone, una strage alimentata dall'ossessione e dall'indifferenza. Lascialo, sono meglio io per te. Non era una semplice battuta di cattivo gusto, né un'infatuazione passeggera. Era il sintomo di una ossessione malata, quella che Andrea Longo, 34 anni, aveva sviluppato nei confronti di Chiara Spatola, una ragazza di soli 28 anni, che, insieme al suo fidanzato Simone Sorrentino, di 23 anni, stava cercando di costruirsi una vita serena. Dietro il duplice omicidio-suicidio avvenuto a Volvera, in provincia di Torino, non c'erano dunque banali liti di vicinato, come si era ipotizzato nei primi momenti, ma un dramma privato, fatto di rifiuti non accettati, di avance respinte, di prepotenze crescenti e di segnali di pericolo sottovalutati. Andrea Longo non era un uomo senza macchia. Proveniente da Saronno, in provincia di Varese, era un autotrasportatore con precedenti penali, tra cui rapina e porto abusivo di armi. A febbraio si era trasferito a Volvera, scegliendo di abitare in un cascinale ristrutturato, lo stesso in cui già vivevano Chiara e Simone. Lì aveva preso in affitto un appartamento, entrando di fatto nella quotidianità della coppia. Ma quella presenza si era presto trasformata in un incubo. Le prime avvisaglie. Andrea Longo non si limitava a protestare per rumori reali o presunti. Bussava frequentemente alla porta di Chiara e Simone, si lamentava per il viavai di automobili nel cortile, faceva sentire la sua presenza in modo invadente e minaccioso. In più occasioni aveva rivolto a Chiara frasi esplicite e inquietanti. «Lascia quel ragazzino e mettiti con me, che sono un uomo vero». Un tentativo insistente di insinuarsi nella sua vita, a dispetto del netto rifiuto della giovane donna. Chiara, ex parrucchiera e collaboratrice nella carrozzeria di famiglia, aveva da circa un anno trovato impiego presso una fonderia a Beinasco, dove lavorava anche sua madre, Maria Teresa De Martino. Simone, invece, era caporeparto nella stessa azienda. Uniti anche dal lavoro, i due avevano deciso di mettere radici, progettando la loro casa insieme. I comportamenti molesti di Longo, però, li avevano spinti a prendere una decisione difficile: trasferirsi a Rivalta, a circa 10 chilometri di distanza, per sfuggire a quella situazione sempre più opprimente. La madre di Chiara racconta oggi: «Non l'ho mai visto di persona, ma mia figlia mi parlava di lui, delle sue prepotenze, della sua insistenza. Chiara non gli ha mai dato confidenza, anzi, aveva deciso di ignorarlo completamente. Aveva anche informato la padrona di casa dei suoi comportamenti strani». Il giorno della tragedia, giovedì pomeriggio, poche ore prima della strage, un segnale d'allarme si era già manifestato. Intorno alle 18, Andrea Longo aveva chiamato il 118, lamentando difficoltà respiratorie. L'equipe sanitaria, accorsa sul posto, aveva diagnosticato una crisi respiratoria attribuibile ad uno stato di ansia. Dopo avergli somministrato ossigeno e assistenza alla ventilazione, i sanitari erano ripartiti, senza disporre il ricovero. Alcune voci di vicinato raccontano che i soccorritori avrebbero notato un coltello da sub, lungo circa 30 centimetri, appoggiato sul divano. Un dettaglio che, se confermato, aggiungerebbe ulteriori interrogativi sulla valutazione della pericolosità di quella situazione. Nel frattempo Chiara e Simone si trovavano a Orbassano, intenti a scegliere le piastrelle per la loro nuova casa. Un gesto semplice che raccontava tutto il desiderio di futuro della coppia. Intorno alle 19:50 i due giovani sono rientrati nel cortile della loro abitazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Longo li stava probabilmente già aspettando. Armato di quel coltello, ha aggredito Simone per primo, colpendolo all'altezza dell'occhio sinistro mentre si trovava in cucina. Poi la furia si è riversata anche su Chiara. I due hanno tentato di fuggire, raggiungendo il cortile, ma Longo li ha inseguiti e colpiti di nuovo, infliggendo ferite mortali alla schiena e al torace. Dopo aver compiuto l'eccidio, Andrea Longo ha rivolto l'arma contro se stesso, tagliandosi la gola e morendo poco dopo. Il dolore dei familiari. Avevo una figlia bellissima, anzi 2 figli bellissimi, perché Simone era diventato di famiglia. E me li ha portati via, senza un motivo, senza una ragione, dice Maria Teresa De Martino con voce spezzata. Ricorda la felicità semplice di Chiara e Simone, il loro amore sincero, i progetti per il futuro che si sono infranti per la follia di un uomo che non ha saputo accettare un no. Finito il mio turno di lavoro, sono tornata a casa. Ho aperto Facebook e ho letto che in via Buonsis Ponce Maggio erano morti in 3.
Ho provato a chiamare Chiara. Non rispondeva. Sono corsa lì sperando che non fosse casa loro, racconta ancora Maria Teresa. E il rimpianto si fa rabbia, perché il 118 non l'ha portato via se era in quelle condizioni. Chiara mi aveva mandato un messaggio, il suo ultimo messaggio. Mamma, c'è un'ambulanza, speriamo che lo portino via. Ma è stato lasciato lì a covare la sua follia. Le domande aperte. La tragedia di Volvera solleva interrogativi inquietanti sulla gestione dei segnali d'allarme. Se davvero i sanitari avevano notato la presenza del coltello, perché non sono intervenuti in modo più deciso? È stato sottovalutato il rischio di un'escalation violenta. Si poteva forse evitare questa strage? A Volvera il tempo sembra essersi fermato in una sera di primavera, spezzato da una violenza cieca e insensata. Chiara e Simone non erano solo due giovani innamorati, rappresentavano un futuro interrotto, vittime di una spirale di ossessione, trascuratezza e mancati interventi. Adesso resta solo il dolore di chi li amava e una domanda che non troverà mai risposta. Perché? Un omicidio molto simile a quello di Sara Campanella, solo che in questo caso anche il fidanzato è stato eliminato. E intanto continuano i moralismi e le prediche senza che nessuno capisca che gli psicopatici non stanno a seguire la TV. Anomalie sulle telecamere di sorveglianza. Quando i dispositivi di videosorveglianza gestiti da forze dell'ordine, come caserme dei carabinieri o scuole di polizia, non forniscono immagini complete o hanno registrazioni sovrascritte troppo presto, sorgono inevitabili interrogativi. Tempistiche di conservazione. Solitamente, per enti sensibili come questi, le registrazioni vengono conservate più a lungo rispetto a un privato, proprio per fini di sicurezza e indagini interne. Se le immagini erano già sovrascritte pochi giorni dopo e soprattutto in concomitanza con una scomparsa grave, può indicare o una gestione non aggiornata dei sistemi o, nel peggiore dei casi, interferenze o mancanze anomale. Mancanza di footage critico. Il fatto che manchi il tratto in cui Liliana avrebbe dovuto transitare è estremamente rilevante perché compromette la ricostruzione indipendente degli ultimi suoi movimenti certi. Telefonata da un numero intestato alla prefettura di Gorizia. La prefettura non è solitamente coinvolta direttamente nelle prime fasi di una scomparsa, se non dopo l'attivazione di protocolli particolari, e sì persone scomparse. Il fatto che la telefonata sia durata quasi 11 minuti, il contenuto sia ignoto. Dopo questa telefonata Sebastiano Visintin abbia cambiato comportamento decidendo di sporgere finalmente denuncia, fa pensare che qualcosa di rilevante sia stato comunicato. 3 ipotesi principali possono essere considerate. Una sollecitazione istituzionale. Magari gli è stato spiegato che senza una denuncia formale non si sarebbe potuto attivare alcun protocollo di ricerca. Informazioni riservate. Potrebbero avergli riferito dati che hanno modificato la sua percezione della situazione. Ad esempio, avvistamenti o telefonate di terzi. Pressioni o consigli. In casi estremi non si può escludere una telefonata intesa a indirizzare il comportamento. Dal punto di vista criminologico, le anomalie sulle telecamere e la strana telefonata rappresentano factors of concern, cioè elementi che vanno pesati nel profiling della scomparsa, soprattutto se si ipotizzano manomissioni o ritardi investigativi, coinvolgimento di terzi in ambienti istituzionali, ipotesi estrema, ma da non escludere senza prove. Il 14 sera Sebastiano riceve una strana chiamata da un numero della questura, ma questo elemento io non l'ho riproposto solo ieri, ne avevo già parlato moltissimo in passato, almeno 2 volte, e la prima volta, quando nessuno aveva ancora parlato di questo dettaglio, dissi che forse era stato proprio Pino a chiamare, ma questa era una mia ipotesi, quindi adesso mi fa ridere che davanti a questa riproposizione mi viene detto è Pino, come se io non lo sapessi. Tuttavia Pino non ha mai confermato ufficialmente questa chiamata, e anche se fosse, quindi andrebbe spiegato perché la fa dal numero di servizio. Omicidio di Pierina Paganelli. Nuove ombre nei sotterranei. Audio inquietante e interrogativi mai risolti. La sera del 3 ottobre 2023 alle 22:13, nei sotterranei di Via del Ciclamino a Rimini, Pierina Paganelli trovava la morte in circostanze che a distanza di oltre 18 mesi restano ancora gravide di misteri. A riaccendere i riflettori su quella tragica notte è oggi un nuovo audio emerso dall'analisi delle telecamere di sorveglianza installate nel complesso condominiale, a circa 60 metri dal luogo dell'omicidio.
rumori, suoni, movimenti che, secondo la difesa di lui da Silva, potrebbero offrire una chiave di lettura ben diversa rispetto alla narrazione accusatoria finora emersa. In quelle registrazioni, infatti, si sente distintamente una porta tagliafuoco che si apre e si chiude e una basculante di un garage che si alza. Suoni captati alcune ore dopo il delitto, ma prima del ritrovamento del corpo di Pierina. Secondo i legali di Da Silva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, il significato di questi rumori è tutt'altro che marginale. Potrebbero indicare la presenza di una o più persone all'interno dei sotterranei dopo la morte di Pierina, modificando radicalmente la ricostruzione dei fatti e aprendo scenari che scagionerebbero il loro assistito. Una presenza successiva, infatti, rimetterebbe in discussione l'intera cronologia dell'omicidio, così come ipotizzata dagli inquirenti, suggerendo l'idea che altri soggetti si siano mossi nei garagi in un momento cruciale, senza però dare l'allarme, senza denunciare il ritrovamento del cadavere e forse alterando la scena del crimine. Nonostante il potenziale valore dell'audio, questo non potrà essere immediatamente utilizzato né nell'appello al Tribunale del riesame contro l'ordinanza del GIP Cantarini né in un eventuale ricorso in Cassazione. Sarà necessario attendere l'eventuale dibattimento per poterne discutere ufficialmente. Ma intanto il contenuto alimenta interrogativi pesanti. Chi si trovava nei sotterranei e perché nessuno in quelle ore ha lanciato l'allarme? Anche la procura ha vagliato tutte le registrazioni. Le urla captate, i brusii, le porte che sbattono, ogni suono ha trovato un'interpretazione ufficiale. Tuttavia emergono forti differenze tra la lettura accusatoria e quella difensiva. La procura sostiene che alcune voci maschili, in cui si percepirebbero parole come calma e ragazza, sarebbero compatibili con lui da Silva. Ma la difesa, supportata da consulenze tecniche indipendenti, evidenzia come l'enorme distanza tra la telecamera e il luogo dell'aggressione renda altamente incerto ogni tentativo di attribuzione vocale certa. Inoltre un brusio registrato, interpretato inizialmente come un possibile ciao rivolto a Pierina prima dell'aggressione, sarebbe talmente flebile da lasciare aperte molteplici possibilità di lettura. Eppure la vera area d'ombra sembra addensarsi attorno ai fratelli Bianchi, finora rimasti marginalmente coinvolti solo come testimoni o al massimo come persone informate sui fatti. Proprio Manuela Bianchi, la nuora della vittima, ha riferito di essere stata la prima, la mattina seguente, a sapere del corpo grazie a lui da Silva, che incontrandola nel garage le avrebbe detto di aver visto un corpo. Ma è proprio su questo comportamento che emergono interrogativi. Se da Silva aveva davvero scoperto il cadavere da solo, perché non ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ha invece parlato a Manuela invitandola a contattare un vicino? Inoltre viene da chiedersi perché Manuela Bianchi, che per sua stessa ammissione aveva avuto da tempo rapporti estremamente tesi con la suocera, non ha reagito immediatamente con la concitazione che ci si aspetterebbe da chi apprende di un omicidio così efferato avvenuto sotto casa propria. Ancora più stringente è il tema dei movimenti nei sotterranei. Chi ha causato quei rumori dopo l'omicidio? È possibile che qualcuno, estraneo a lui da Silva, si sia mosso tra le rampe e i garage, modificando inconsapevolmente o consapevolmente lo scenario dell'omicidio? E chi, tra gli abitanti del Civico 31, aveva effettivamente libertà di accesso ai sotterranei a qualsiasi ora, senza destare sospetti? La difesa di Da Silva punta proprio su questi interrogativi, lasciando emergere l'idea che il senegalese possa essere finito nel tritacarne giudiziario più per una serie di circostanze sfavorevoli e pregiudizi ambientali, che non per prove schiaccianti. Mentre la procura insiste su un quadro accusatorio che individua in Da Silva l'autore materiale dell'omicidio, la lente si sposta lentamente anche su chi, nella notte e nelle prime ore successive al delitto, si è mosso, ha visto, ha taciuto. In un palazzo dove rancori familiari, invidie e vecchie tensioni covavano da tempo sotto la cenere e dove oggi ogni silenzio, ogni omissione pesa come un macigno. Il caso di Pierina Paganelli dunque resta ancora lontano da una verità definitiva. E forse, come suggeriscono in molti, quella verità si nasconde proprio tra i muri di Via del Ciclamino, in quel dedalo di garage dove, tra porte che si aprono e si chiudono nel silenzio della notte, qualcuno potrebbe aver visto o fatto molto più di quanto abbia finora raccontato.
solamente io. Cada vez paura. 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai, fosse la scienza. Barzan, Maria Grazia è indagata. Manuela ha confermato anche naturalmente in sede di incidente probatorio di non essere mai scesa nel garage la sera, purtroppo la notte dell'omicidio di Pierina Paganese. Ricordiamo che è ritenuta credibile, la sua versione è stata riscontrata dagli organi inquirenti. Ricordiamo che il giudice per le indagini preliminari ha confermato la custodia cautelare in carcere nei riguardi di Da Silva e poi un altro tribunale, quello del riesame, ha confermato che appunto l'unico indagato accusato in ipotesi accusatoria dell'omicidio della Paganelli deve rimanere assolutamente in carcere. Quindi a me piacciono i fatti e non le chiacchiere, lascio agli altri. Vai. Che non me ne frega un cazzo. No, ridillo di nuovo, dai. Non me ne frega un cazzo. No, cos'è che mi deve venire? No, non ho sentito. Non ho sentito. Che l'hai registrato? Non me ne frega un cazzo. Bene? È tutto molto chiaro. Ti sentono fino laggiù, perciò... Benissimo, benissimo. Perché ti vedevano tutti dove eri? Ti facevi dei problemi? ma non hai visto solo tu? Fai quel cazzo che ti pare, gli altri no? Solo tu non hai visto? No, perché eri troppo squallido. Però sulla grata sei stata? Sei stata sulla grata a sentire le paroline? Sulla grata sei stata? Con le ciabattine scendevo la mattina che non abitavo qua, con le ciabattine. Sì, che facevi le poste qui sotto, cosa le facevi a fare? Per venire a prendere mio marito che andava al lavoro. Il marito fantasma che nella macchina non saliva mai. Ma stai scherzando? Di cazzate mi hai detto un fiume. Peccato però che dicono che le dici tu. Pietro, stai serena, ti tornano tutte indietro. Preoccupare che io la Ma io non mi preoccupo. della tua, perché io non ho mai mentito, non ho mai accusato. Vale. Madonna. No, perché se te fossi stata una persona per il verso, tutto questo non sarebbe successo, sai? Forse anche se qualcuno stava a casa sua e se qualcuno si comportava da moglie, da marito. Saresti venuto a parlare con me quando te l'ho chiesto. Ci saremmo chiarite e sarebbe finita lì. I fatti nostri, miei e tuoi, dovevamo parlare. Ma è 2 anni che parli dal balcone, che cavolo dici? Hai raccontato a tutta l'Italia che ti scopava. Fai ridere. Le foto, chi le ha date? Le ho date io? Io non ce le ho le foto. L'hai detto tu che ti hanno fatto vedere le foto. L'hai detto tu. Sì, ma non quelle dove eravate nell'albergo. Quelle erano... Nell'albergo. Le foto dell'albergo non ce le ha nessuno. A sentire, non fare la minchiona con me, perché non è che quando sei in reggiseno che lo abbracci... Hai ragione, eravamo nell'albergo. Non hai accettato di parlare con me. Ti piace passare per la vittima. Cioè veramente, sei la persona più schifosa che io abbia mai conosciuto. Sono 2 anni che dici vomito, vomito, vomito. L'errore più grande della mia vita. Ma non sono venuta a cercare nessuno io. Io non sono venuta a cercare nessuno. No. Sei capace di dire no grazie che ha preso contro la tua... No, grazie l'ho detto per 4 mesi, poi dopo non l'ho più detto. Va bene. Se c'era qualcuno che voleva il male della Pierina, non era Da Silva, cara la mia bella. Non era lui. Perché io non l'ho mai sentito dire a lui starò bene il giorno in cui sparirà dalla faccia della terra, te sì? No, non l'ho sentito neanche io e non l'ho detto infatti. Sì. Mai. Sì. No. Sì. No, non l'ho mai Quando sentito. andrai su, lui lo sa se l'hai detto o no. Ah certo, e non l'ho detto. Lui lo sa. Perché se l'avessi detto sarebbe uscito, come esce anche quello che uno non dice. Perché solo quello che dici te è vero, quello che dicono gli altri no. No, io ti ho solo detto che non l'ho detto. Verità. Che non ho mai detto che Luis voleva il male di Pierina. Mai detto. Morisse gliel'hai detto. Me l'hai
l'hai detto a me in faccia dopo che abbiamo parlato con la tua figlia? Ma di che cosa? Che lui voleva il male di mia suocera? No, che te saresti stata bene quando lei spariva dalla faccia della terra. No, sì, allora è la stessa cosa come quando ti sono venuta a bussare alla porta di notte, oppure quando ti sono venuta a dire che avevo paura che mio fratello fosse stato lui a farlo. E quello me l'hai detto sulle scale e sei venuta anche lì? Di, ma stammi a ascoltare, ma lui era con me e con mia figlia. Perché te volevi sempre mettere nella merda lui, perché siccome non... No, e come facevo a venire a dire a te che avevo paura che fosse stato mio fratello, se mio fratello era con me e con mia figlia? Peccato che proprio Manuela nelle prime interviste dice Loris per come lo conosco non può aver ucciso Pierina, ed è proprio lei quindi a non dire Loris non può aver ucciso Pierina perché era con me. Rispondi invece di fare così, rispondi. Il tuo culo, te accusi una persona che c'ha i figli come te, c'hai figli come te, non giocare con la vita. Se dicevi qualche balla in meno, secondo me lui forse era fuori. Io? Sì. Io? Sì, come la mattina che c'è stato l'incidente di mio marito, che eravate a casa e invece tu eri a un funerale. Ma non odiavi i tuoi parenti e non mentivi e non facevi finta di non averla riconosciuta, ma lasci che lui in carcere non ci andava. Tanto te l'hanno fatto sentire a quarto grado quando ho detto che ho paura che l'avevi rovinato. L'ho rovinato te perché lui è stato 8 anni con me, stava da Dio. Se è scopato un anno a te la sua vita è andata a puttana. Ah, ho capito, ma perché allora è venuto via da te? Perché non te lo sei tenuto? E che cavolo, perché non te lo sei tenuto? Perché cazzo venivi a fare a casa mia? Non venivo a casa tua prima che lui venisse a scocciare me. Stare a casa mia, potevi stare a casa tua. Va bene, ma se lui era un uomo felice, non andava negli altri lidi, rimaneva nel suo. Ma tuo marito ti va bene che vada con tutte, tranne che con me perché ero un'amica? Io ce l'ho con te per quello che te hai fatto a me, non perché hai scopato mio marito. Se te non volevi, facevi come hai fatto con me. Quando era la 6ª volta che lo trovavi, andavi in procura e lo denunciavi per stalking, non ti levavi le mutande. Hai capito? Te non sei capace di dire no grazie, io certe porcherie. Te l'ho già detto, l'ho detto per diversi mesi e poi ho fatto l'errore più grande della mia vita, te l'ho già detto. Cosa devo dire? La tua vita ha rovinato la mia. No, ha rovinato anche la mia, ha rovinato anche la mia. Se tu te lo tenevi stretto magari lui non veniva di là. E certo che ce l'ho con te, che cavolo. In pratica Valeria cornuta e bastonata perché Manuela non solo le ha rubato il marito ma si lamenta con Valeria pure perché avendole rubato il marito poi si è autorovinata la vita. Siamo al paradosso. Qui dobbiamo concentrarci senz'altro sull'omicidio di Pierina Paganelli. Dobbiamo assolutamente ricordare che Manuela è ritenuta leale e credibile non da Davide Barzano, consulente di parti in arti, ma dal giudice delle indagini preliminari. La Bartolucci viceversa è totalmente inattendibile. Poi vorrei dire anche un'altra cosa, perché viene detto che la Cassazione ritiene credibile la Bartolucci. Non è così, la Cassazione non ha mai detto che lei è credibile, ma che non possono ritenerla non attendibile solo per il ruolo di moglie che riveste. La Cassazione ci sono c'è un'ordinanza del GIP che è sopravvenuta e un'altra ordinanza del riesame che è anche sopravvenuta, quindi se ancora parliamo di una Bartolucci credibile o ritenuta credibile dalla Cassazione, diciamo l'inverno. Non sono provato, sono molto sereno. Ha piovuto, purtroppo mi sono bagnato ricci, quindi ho i ricci un po' spenti questa sera e volevo avere i ricci più brillanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.